Le tragedie non fermano i flussi migratori. Ancora una notte di gran lavoro per gli addetti ai soccorsi. Circa 400 migranti sono stati salvati dalle motovedette che operano incessantemente nel canale di Sicilia e che sono intervenute in 4 distinti interventi. Il primo barcone ad essere soccorso è stato un gommone con 80 persone a bordo che si trovava in acque libiche. La centrale operativa della Capitaneria di Porto ha dirottato in zona un mercantile che ha preso a bordo i migranti e li sta ora trasferendo a Pozzallo. Nella zona tra Malta e Lampedusa, dove venerdì scorso si è verificato il naufragio in cui sono morte quasi 40 persone, un barcone con circa 250 eritrei a bordo è stato soccorso dalle navi della Marina Militare e da quelle della Guardia Costiera. I migranti sono stati trasferiti sulle motovedette e sono arrivati a Lampedusa, dove ha fatto rotta anche la nave Peluso della Guardia Costiera, che ha preso a bordo 80 persone che si trovavano su un terzo barcone. Infine, a 35 miglia a sud-ovest di Marsala, la Guardia di Finanza ha soccorso un barchino con a bordo 6 tunisini. Il tutto proprio nel giorno dell'avvio dell'operazione Mare Sicuro nel Mediterraneo voluto dal governo Letta. E intanto parla il procuratore capo di Agrigento, Renato Di Natale, sul cui tavolo si trova il fascicolo dell'inchiesta sulle tragedie lampedusane. In Libia dice esiste un racket di esseri umani, ma allo Stato, aggiunge, non esistono elementi per ritenere che esistano basisti a Lampedusa e quindi questa ipotesi di reato non può essere perseguita in Italia. Con il fermo dello scafista, convalidato dal GIP, osserva l'alto magistrato, la nostra inchiesta sul naufragio del 3 ottobre, in collaborazione con la DDA di Palermo, al quale va ascritta la competenza per i fenomeni di tratta di esseri umani, va avanti. Sappiamo che in Libia, conferma Di Natale, operava una vera e propria organizzazione che reclutava persone per fare questi tour con delle carrette per mare. Un racket di esseri umani. Il problema però è che questa ipotesi di reato può essere perseguita in Libia, ma non in Italia. Sull'aspetto umano derivante da queste tragedie, al di là dell'indagine, Di Natale dice: colpisce e sconvolge le proporzioni di questi drammi. La morte dei bambini, la vicenda di queste persone che sfidano la morte pur di sfuggire a una realtà evidentemente molto triste.